Eccoci qui, continuiamo a parlare di costruzioni, costruzioni si riparte, insomma il titolo, come dicevamo anche prima, che abbiamo scelto per questa mattinata insieme a 7 in punto. Cambiamo l'ospite, però io vado a presentarvi Serafino Pittingaro, responsabile dell'area studi e ricerche di Unioncamere del Veneto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, una persona che insomma diciamo lavora con i numeri, però insomma per noi cercherà poi di tradurre, insomma per noi che magari con i numeri abbiamo meno a che fare, perché i numeri ci aiutano a capire sia la questione costruzioni, ma cercheremo poi anche di ampliare un po' il raggio d'azione per capire anche che cosa sta succedendo alla nostra economia. Allora, anzitutto abbiamo chiacchierato prima con il Presidente Piva, naturalmente il focus era sulle costruzioni, abbiamo visto che questo timido segnale c'è. Lei che insomma appunto come dicevamo mastica numeri, ce lo conferma anzitutto? Sì, io posso confermarglielo. In effetti le indagini che conduciamo insieme alla Cassa Edile Artigiana in collaborazione con il Cresme dimostrano che effettivamente il settore ha avuto un segnale di ripresa. Forse ripresa è una parola un po' grossa, nel senso che noi potremmo parlare di stabilizzazione in qualche modo, o comunque sono soprattutto le previsioni ad essere migliorate. Infatti se noi guardiamo al fatturato del settore nel secondo trimestre di quest'anno, in realtà ha sempre avuto un segnale negativo, esattamente come il primo, e ha spento un po' quelli che erano gli entusiasmi che erano stati registrati a fine dell'anno scorso. Però le previsioni hanno evidenziato effettivamente un'inversione di tendenza, come mai si era verificata, certo, diciamo, negli ultimi trimestri. Anche perché ricordiamo, insomma, il numero che aveva dato, se non sbaglio anche il Presidente prima, 40.000 posti in meno nel 2012 per l'edilizia veneta, quindi già diciamo c'è stato esatto, di base insomma una parte del settore che è stata completamente azzerata, quindi si è ripartito diciamo dai sopravvissuti, anche se esatto. Come si diceva poco fa, diciamo, il mercato si è un po' pulito. Diciamo, le imprese hanno subito un'autoselezione, c'è stata una metamorfosi e le imprese diciamo, si sono strutturate, sono aumentate le società di capitale, le SPA, le SRL, e questo ha contribuito in qualche modo a rendere il mercato un po' più forte, insomma, ecco. Però quello che vale la pena sottolineare è che in questi ultimi 4-5 anni è proprio il mercato che si è modificato. Mentre nel 2008 il 56% del fatturato era costituito dal nuovo, adesso a distanza di 5 anni la situazione si è capovolta. Cioè la maggior parte del fatturato proviene dalle ristrutturazioni edilizie, proviene dai interventi di efficientamento energetico. La motivazione è che comunque è più rischioso costruire perché bisogna vedere se si riesce a vendere, o anche che magari essendosi un po' anche calmierato il mercato, voglio dire tutto sommato anche il patrimonio diciamo più vecchio, più vetusto diventa conveniente se poi si possono... No, ma è la seconda che ha detto, cioè il mercato si è un po' calmierato, ecco, il nuovo non si riesce più a vendere, di conseguenza c'è molto usato e che ha bisogno di rinnovo, e questo è il fatto di incentivare anche attraverso diversi provvedimenti del governo a recuperare il nuovo sia come ristrutturazioni che interventi di efficientamento, consente di risparmiare territorio, per cui non si interviene più sul territorio verde e quindi non si consuma più, ma in effetti si ha un investimento su quello che già esiste, e questo in qualche modo preserva un po' quella che è diciamo, il livello di sostenibilità del territorio regionale, che come sappiamo in questi ultimi anni ha subito delle profonde incursioni. Ecco. Questi interventi dello Stato, no, che sì, qualcosa di buono tutto sommato ha tirato fuori dal cilindro, cioè gli incentivi di cui parlavamo prima anche con Piva, sono talmente appetibili e intelligenti, mi viene da dire, rispetto al mercato, perché come dicevamo noi anche insomma, mentre aspettavamo di cominciare questa parte di trasmissione, insomma, il vantaggio è suddiviso, quindi per le aziende, per chi ne usufruisce e anche per lo Stato che comunque incassa. Infatti. Ecco, sembra quasi che non sia stato fatto in Italia. Sì, però diciamo meglio tardi che mai si potrebbe dire, no? Certo. In effetti questa degli incentivi è proprio, come dire, quella che in gergo si chiama una strategia win-win, dove tutti vincono. Cioè
e vincono le famiglie che riescono a fare delle cose che magari hanno rinviato, vincono le imprese perché comunque lavorano e hanno reddito e quindi possono mantenere i posti di lavoro e fare fatturato, vince lo Stato perché incassa in qualche modo i proventi dell'IVA e evita, diciamo, che il tasso di evasione fiscale aumenti. Quindi è proprio una strategia che, secondo me, se applicata ad altri settori... questo proprio volevo chiederle. C'è altri settori, lei non so, ne ha in mente qualcuno, magari qualcuno ma diciamo che di fatto il governo ha già provveduto ad estenderlo, ad esempio, all'acquisto degli elettrodomestici e all'acquisto degli arredamenti collegati a ristrutturazioni edilizie, per cui già questo. E il nostro osservatorio di Unioncamere Veneto ci sta mostrando proprio questo, che nel momento in cui un settore è incentivato in qualche modo, tra virgolette, e diciamo ha dei segnali di risveglio. Altri settori non incentivati non li ha. Un esempio tipico è appunto, ad esempio, quello che è il sistema delle famiglie. Nel momento in cui si aumenta l'IVA sui consumi è evidente che questo genera un calo dei consumi stessi, di conseguenza anche un calo del gettito fiscale. Certo. Come abbiamo letto in questi giorni, nei primi 8 mesi dell'anno c'è stato un ammanco di gettito IVA di 3,7 miliardi. Tra le altre cose, lei mi segnalava giustamente che, per esempio, nel caso di lavori importanti o magari lavori pagati, diciamo, a rate, sì. Se io, famiglia, o io insomma anche non famiglia, ma persona, pensavo di dover pagare alla fine una cifra finale di un certo tipo, se andrò a pagare tra 6 mesi è chiaro che questa cifra aumenterà, perché esatto. se l'impresa è costretta ad applicare un'aliquota... Infatti è proprio così, cioè l'impatto che ha l'aumento dell'IVA è, diciamo, tra virgolette, retroattivo, cioè le famiglie si ritroveranno a pagare un conto leggermente più salato, perché si tratta di un punto, diciamo, di IVA, rispetto a un acquisto fatto, diciamo, prima del 1° ottobre, per il quale aveva preventivato una certa spesa. Quindi noi abbiamo stimato che l'aumento Unioncamere ha stimato che l'aumento dell'IVA dal 21 al 22% creerà un calo dei consumi di circa 61 milioni di euro dal 1° ottobre al 31 dicembre di quest'anno. Diciamo, la stessa cosa si verificherà negli anni a venire con un ammanco nei consumi delle famiglie, ecco, perché inevitabilmente l'IVA va ad impattare negativamente sui consumi, perché i redditi disponibili delle famiglie rimangono i medesimi. Tra l'altro già voglio dire, insomma, siamo proprio dentro a un periodo di recessione per cui già si sta molto attenti, quindi anziché incentivare. Però la domanda è, ma allora perché i nostri amici, perché comunque insomma, dovrebbero conoscere i numeri, perlomeno quanto lei, non capiscono che è un boomerang? Il problema è che questo tipo di operazioni hanno comunque un costo per lo Stato, cioè sostenere gli incentivi ha comunque un costo, cioè, tanto per fare un esempio, diciamo, nel momento in cui lo Stato ha pensato di recuperare delle risorse per abolire la prima rata dell'IMU, è dovuta intervenire in altre tipologie di detrazioni, ad esempio la detrazione legata alla polizza assicurativa, quindi abbassando la soglia, diciamo, il livello, diciamo, rispetto al quale si può detrarre, questo genera comunque un risparmio per lo Stato e questo di conseguenza aiuta poi lo Stato poi a fare altri tipi di interventi. Quindi è sempre un gioco di equilibri, no? Tra quelle che sono le entrate e le uscite, e le detrazioni vanno in qualche modo pesate rispetto a quella che è la capacità dello Stato di poter poi far fronte a questa tipologia di provvedimenti. Però dicevamo anche prima col Presidente di Piva che effettivamente se si potesse detrarre anche da spese, voglio dire, insomma, più quotidiane ma comunque necessarie, forse questo aiuterebbe lo Stato, non so, insomma, parlo da terra a terra, però è chiaro che insomma, sembra che lo Stato faccia di tutto per disincentivare a comportarsi in un certo modo, o no? Sì, diciamo che questa pratica, diciamo, che è in uso, diciamo, in vari paesi, anche molto lontani da noi, in
Brasile c'è un sistema in cui se uno fa un acquisto e dichiara il suo codice fiscale nel momento in cui viene emesso lo scontrino, in qualche modo c'è un sistema di recupero e che ha dato degli ottimi risultati. Questo secondo me è un problema un po' di carattere più generale, nel senso che, diciamo, come ha detto ieri, credo, Beffera, in sostanza, diciamo, esiste un'evasione di sopravvivenza. Certo. Quindi che cosa vuol dire? Però quando appunto prima lo diceva qualcuno è stato massacrato, ma adesso chi lo dice? Sì, nel senso che questa Beffera, affermazione per la di verità, Beffera, ha anche detto, lui ha detto noi applichiamo semplicemente, cioè lo Stato ci dice voi dovete scovare gli evasori, che siano grandi, piccoli, medi, noi comunque dobbiamo scovarli, non ci sono intenti persecutori. Questo non significa che appunto effettivamente non ci sia spesso diciamo tra virgolette un accanimento Sì, diciamo, però appunto come diceva appunto ieri, esiste un livello fisiologico, diciamo, di evasione fiscale sotto il quale diventa difficile, perché probabilmente, adesso immagino io, questa è una mia interpretazione personale, si altererebbero degli equilibri contabili, diciamo, legati al lavoro, all'occupazione, alle famiglie. Ma anche, voglio dire, il mercato del lavoro probabilmente è viziato, no? Da una situazione di crisi, nel senso che ci sono molti i cosiddetti lavoretti che potrebbero emergere, diciamo, con questa... però qua si tratta poi di, ci vuole una forte volontà, quindi ci vuole un governo forte che in qualche modo, adesso io sono un tecnico per cui non voglio esprimere giudizi politici, però io penso che nel momento in cui vengono prese determinate decisioni è necessario che ci sia una compagine solida che abbia anche il coraggio di fare alcune manovre, di prendere alcuni provvedimenti, talvolta per anche esempio, senza fare... magari contro o comunque contro l'interesse comunque sappiamo benissimo di centri di potere, corporazioni, lobby e quant'altro che generano appunto... Il problema è che la prima lobby è proprio quella politica, no? Perché quando poi si sembra di fare demagogia, quando si dice tagliare i costi alla politica, la risposta che arriva quasi subito è ma non sono quelle le cifre importanti. Beh, però insomma se da qualche parte bisogna cominciare... Esatto, quindi cioè, alla fine no, la spesa pubblica sono circa 750 miliardi all'anno, no? Ecco. È come se fosse lo stipendio di un lavoratore che prende 800 euro, tanto per dire, no? Riesce un lavoratore che prende 800 euro a risparmiare 4 euro? Probabilmente sì. Allora, se trasliamo questa cosa a livello nazionale, è possibile che su una spesa di 800 miliardi, 700-800 miliardi di euro ci possa essere un risparmio di 4 miliardi? È così difficile? Probabilmente no. Però c'è come una sorta di inerzia, insomma, in qualche modo, ecco, a fare questa operazione e il problema è che c'è sempre il pericolo di non riuscire a coprire le spese con le entrate che ci sono a disposizione. Ecco, questa informazione legata al mancato gettito dell'IVA è un'informazione che parla molto chiaro, certo. Cioè, significa che più aumenta la tassazione, attualmente è arrivata al 44% se non erro del poi PIL. Io ho sentito anche 47, è possibile? Sì, è probabile, comunque. Più aumenta la pressione fiscale, più si riducono i consumi, più si riduce il gettito e quindi automaticamente entrano in circolo meno risorse e quindi lo Stato non rientra dalle spese che ha fatto in qualche modo, altrimenti non si spiegherebbe questo elevato debito pubblico. Certo, dal suo osservatorio, quando lei sente i numeri che sono stati dati nei giorni scorsi rispetto alla disoccupazione giovanile, si sorprende oppure no, purtroppo no? Nel senso che... No, direi di no. Diciamo, siamo di fronte ad un grave problema che riguarda l'intero territorio nazionale, ma anche il Veneto. Anche il Veneto sta soffrendo, che diciamo, in passato non ha
chiedo alla regia di mandare la pubblicità. Mi scusi. No, no, niente. Pubblicità, se possibile. Rieccoci in studio sani e salvi più o meno, ultimo blocco di 7 in punto e ultimo quarto d'ora per chiacchierare con il nostro ospite che in questa parte è Serafino Pittingaro, responsabile dell'area studi e ricerche di Unioncamere del Veneto, esperto come abbiamo detto di numeri per formazione e abbiamo parlato del settore delle costruzioni perché l'abbiamo fatto anche nella prima parte di trasmissione, però questo ci consente di dare un'occhiata un po' al resto dell'economia del nord-est, insomma, perché voi siete Unioncamere del Veneto. Che cosa, come bisognerà ragionare di qui in avanti? Perché ormai dicevamo, no, si parla di crisi, ma in realtà sono diciamo, dati con cui confrontarsi insomma, per lavorare, per continuare a lavorare o per cominciare anche a lavorare, perché dicevamo prima del dato anche sulla disoccupazione giovanile, bisogna pensare anche in prospettiva al lavoro di queste nuove generazioni, qui non si può semplicemente dire il lavoro non c'è e siamo in crisi, insomma qualcosa bisognerà pur fare. Sì, in effetti il problema della disoccupazione in Veneto è un problema piuttosto serio, soprattutto perché coglie impreparato un sistema produttivo che non ha mai conosciuto una vera disoccupazione. Quindi abbiamo a che fare con un fenomeno abbastanza nuovo, anzi direi del tutto nuovo in Veneto. La disoccupazione giovanile in realtà è arrivata a livelli molto elevati, non sono quelli diciamo della media nazionale, però ci rendiamo conto che i giovani fanno fatica a trovare lavoro. D'altro canto notiamo anche che l'iniziativa imprenditoriale, che è rappresentata dal numero delle iscrizioni di nuove imprese alle Camere di Commercio, non è particolarmente vivace. E questo rispetto al passato è un altro segnale non positivo, nel senso che in passato, nel momento di forte diciamo, di incremento di disoccupazione, l'autoimpiego attraverso forme di imprenditorialità in qualche modo garantivano un riequilibrio. Questo in questa fase non sta avvenendo. Ma è anche una questione, mi scusi, psicologica o di opportunità? Perché se io sono un aspirante giovane imprenditore, magari ho anche un'idea vincente, cioè, però tutti mi dicono ma insomma non c'è mercato, c'è crisi, eccetera, eccetera. È anche difficile magari mettersi nell'ordine di idee di rischiare in qualche modo. Sì, è difficile, però io credo che i giovani abbiano oggi le potenzialità e le capacità per poter, diciamo in qualche modo, attivarsi. Abbiamo degli esempi, insomma, ecco, ci sono degli incubatori di impresa che stanno premiando idee innovative Tra l'altro ce ne in sono Veneto. Insomma, abbastanza a macchia Sì, diciamo, di abbiamo delle eccellenze, cioè il Veneto è sicuramente una regione di eccellenza e anche soprattutto per la creatività e per l'innovazione. Che se ne dica sul fatto che diciamo, il sistema economico del Veneto non riesce ad innovare come altre regioni europee, in realtà è un problema soprattutto di statistiche che non riescono a cogliere quell'innovazione che non si può misurare e che dipende dalla creatività delle persone e soprattutto della componente artigiana del sistema economico. Ecco. Quindi credo che comunque questo, che i giovani vadano in qualche modo incentivati e vanno incentivati soprattutto attraverso il settore del credito, quindi insomma il fatto di in qualche modo sostenere economicamente, finanziariamente alcune idee innovative, questo potrebbe a mio parere aiutare a sviluppare in qualche modo e a tamponare il problema della disoccupazione che in effetti per quella fascia di età sta dilagando. È vero che ci sono degli incubatori, ma sì. Lei trova che ci siano abbastanza realtà istituzionali, insomma, o meno, che ascoltano poi questi giovani? Perché abbiamo anche l'esempio di storie di ragazzi che una volta andati all'estero, non parlo come sempre si fa magari dei ricercatori, eccetera, eccetera, ma anche ragazzi che hanno idee, che
se arrivano da qualche altra parte trovano i finanziamenti insomma, molto più agevolmente che in Italia. Voglio dire, non c'è un gap tra... Sì. Questo forse è un sì, po'... effettivamente il Veneto e l'Italia in generale accusa una sorta di ritardo rispetto al resto dell'Europa, ma questo secondo me è legato a problemi di carattere più strutturale. Il famoso link che dovrebbe esserci tra università e impresa, tra formazione professionale e inserimento in azienda, è un problema che forse non ha mai trovato una vera soluzione dal punto di vista di provvedimenti governativi, e questo secondo me diventa, come dire, come sempre accade in Italia, quando diventa urgenza allora si comincia a occuparsene. I recenti provvedimenti del governo sulla riduzione del cuneo fiscale, ad esempio, sono sicuramente delle buone notizie, però le risorse messe a disposizione sono effettivamente molto poche. Credo che si parli di 1-2 miliardi. Che tradotto? Voglio dire, sono veramente briciole. Briciole. Cioè, quando invece sentiamo parlare economisti, diciamo di alta fama, che invece parlano di decine di miliardi per poter, come dire, far scattare il sistema. Ecco, ma questo genererebbe tutta un'altra serie di problemi che non stiamo qui a raccontare e che magari probabilmente sono anche noti. Esatto. Esatto. Però invece, tornando al discorso insomma, iniziale, cioè diciamo fare una sorta di punto e a capo, no? Sì. Perché se si sta qui appunto a dire ma c'è la crisi, aspettiamo che finisca, qualcosa cambierà, eccetera, eccetera. Qual è, diciamo, l'atteggiamento anche che potrebbe, diciamo, essere vincente o comunque aiutare sia gli imprenditori che gli aspiranti tali? No, allora, l'atteggiamento sicuramente di positività, però deve essere un atteggiamento che dovrebbe portare a selezionare in qualche modo i settori che sicuramente possono fornire delle opportunità e delle prospettive di sviluppo. Cioè, uno di questi è ad esempio l'agroalimentare. Cioè, il settore dell'agroalimentare in tutti questi anni di crisi è quello che ha sofferto meno. E c'è ancora margine di impresa, diciamo. Ampi margini, così come anche il settore turistico. Il settore turistico in Veneto, essendo il Veneto la prima regione italiana per numero di arrivi e numero di presenze, è un settore che ha ampi margini di sviluppo e basterebbe in qualche modo concentrarsi su questi due settori per poter in qualche modo avere una prospettiva, non dico sicura, ma comunque vincente. Facciamo l'esempio dell'agroalimentare. Il Veneto ha una tradizione di eccellenza, così come il resto del paese. Bisognerebbe provare in qualche modo a incanalare le energie verso alcuni settori senza aver paura di trascurarne altri. Oggi siamo nella situazione in cui siamo chiamati a prendere delle decisioni, a fare delle scelte, e queste scelte inevitabilmente comportano delle, come dire, delle inclusioni e delle esclusioni. Però sono delle scelte che non sono più rinviabili, per cui ai giovani che cercano lavoro sicuramente il fatto di trovare, diciamo, o provare la strada, diciamo, dell'imprenditoria nel settore del turismo, nel settore dell'agroalimentare, sicuramente potrebbe confortarli nella ricerca di nuovo lavoro. Ecco, quindi almeno stando ai numeri, ecco, ci sono altri settori che hanno sofferto molto di più, insomma. Ce li dica, così magari diamo qualche... Cioè, il tessile abbigliamento, il legno arredo... Quindi se uno volesse aprire un negozio di abbigliamento, anche ecco, no, in questo momento. Ecco, no, anche no, soprattutto perché ecco, il commercio, soprattutto quando ci si improvvisa in qualche modo commercianti, questo diciamo, è sempre, diciamo, abbiamo visto dai numeri che questo porta sempre delle chiusure anticipate, cioè le esperienze estemporanee di giovani che si mettono a fare i commercianti, che aprono un bar o che comunque giocano diventano... della candela. In effetti, diciamo, hanno il fiato corto in qualche modo. Ecco, bisogna essere anche formati, cioè nel commercio, che è un settore molto difficile, molto complesso, bisogna in qualche modo essere formati. Quindi io credo che la formazione
sia una cosa importantissima per i giovani in questo momento, però su determinati settori. Credo che l'Unioncamere italiana, il Ministero del Lavoro, attraverso il sistema informativo Excelsior, forniscono ogni anno... Che ci racconti cos'è? Sì, che è praticamente un'indagine annuale sui fabbisogni occupazionali delle imprese e sulla domanda di lavoro. È un sistema che consente di capire dove sono le... Quindi se un giovane volesse capire dove indirizzarsi, lei che consiglio gli dà? Di andare da chi? Di Ecco, verificare che cosa? Per Di esempio, chiedere a chi? Per esempio le Camere di Commercio hanno a disposizione delle informazioni che consentono di capire anche come orientare la propria formazione, cioè attraverso queste indagini attraverso la quale viene chiesto alle imprese di quali professionalità hai bisogno, per quanto tempo, che tipo di contratto proporresti. In quel caso uno può farsi un'idea di quali sono i settori che sono più come dire, bisognosi, più appetibili, in cui il fabbisogno di professionalità è più elevato rispetto ad altri settori. E queste, diciamo, sono informazioni che si trovano, diciamo, sui vari siti istituzionali di Unioncamere, del Ministero, e io sono convinto che prima di iniziare qualsiasi iniziativa imprenditoriale è opportuno formarsi e informarsi bene. Questo è uno dei tanti esempi. E se uno ha un'idea che gli sembra un'idea, insomma, diciamo che potenzialmente potrebbe valere, che cosa gli consiglia di fare? Sicuramente deve trovare, diciamo, magari attraverso strutture idonee, insomma, che le stesse Camere di Commercio, trovare, diciamo, un punto di appoggio per poter sviluppare la propria idea. Non dimentichiamo le Camere di Commercio, che le Camere di Commercio mettono a disposizione bandi, fondi per sviluppare l'imprenditoria giovanile, l'imprenditoria femminile, quindi c'è un ventaglio di possibilità e di corsi che il sistema camerale del Veneto... E non sono abbastanza sfruttati, secondo lei? Secondo me no. No. Poi, insomma, forse faccio anche magari un piccolo... Ecco, io non mi occupo, diciamo, di questi aspetti perché mi occupo della parte studi, io li conosco e credo che forse l'impegno che le Camere di Commercio possono prendere è quello di aumentare come dire, la divulgazione, la disseminazione di queste informazioni, cioè far conoscere queste opportunità, queste possibilità. Io credo che le Camere di Commercio possono svolgere in questo momento un ruolo importante, non solo sotto il profilo della conoscenza dei fenomeni economici, ma anche sotto il profilo dell'operatività e anche del sostegno dell'accompagnamento. Sono numerosi i progetti che le Camere di Commercio sparse sul territorio regionale stanno portando avanti. E poi non dimentichiamo la formazione, insomma, perché spesso c'è modo di formarsi insomma, gratuitamente, specialmente insomma, se certamente, soprattutto poi perché i link tra Camere di Commercio e Regione Veneto portano a sviluppare dei progetti diciamo, insieme che vanno a favore dei giovani. Credo che quanto più questa sinergia tra Camere di Commercio e Regione può svilupparsi, tanto più i giovani possono riuscire a trovare degli sbocchi. Bene, allora sull'onda della positività io ringrazio Serafino Pittingaro, responsabile dell'area studi e ricerche di Unioncamere del Veneto, grazie, una buona giornata. Prima di salutarci vi ricordo, insomma, che oggi è il 9 ottobre, ricordiamo, insomma, 50 anni dal disastro del Vajont, lo state vedendo, 1910 morti con la suddivisione area per area, per questa diga alta 261 metri e 60 centimetri, un'onda, pensate, di 250 metri che travolse davvero tutto e tutti, ed è bene riflettere per evitare possibilmente gli errori del passato. Bene, grazie per averci seguito, vi ricordo le nostre edizioni a partire da quella delle 12:40 più o meno di TG7 Nord-Est. Una buona giornata.